iniziata Rana Verona contro Iwasa Battery Grottazzolina. Il primo tempo subito di Zingel che porta avanti Verona sull'1-0 dopo il servizio ben tocca a Demianenko, MVP nell'ultima gara contro Modena. Cortesia, primo tempo in, subito si cercano i centrali, va Cortesia, il servizio in flotta, ricezione di Fedrizzi, l'attacco di Tatarov, tiene con una mano la difesa di Verona, Jensen che appoggia dall'altra parte, Marchisio, l'alzata verso Tatarov, il tocco del muro, la difesa di Mosic, Abayev all'indietro per Jensen, punto e set per Verona, 25-17, Mats Jensen a mettere giù l'ultimo punto di questo primo set che conquista Verona. Oggi una manciata invece tra questi, insomma, di Grottazzolina. Intanto il primo tempo, il punto di Verona, proprio Chevalier ora. Un servizio potente su Marchisio, il palleggio di Zukowski, l'attacco, il muro di Sani e dunque il set per Verona, 25 Verona, 16 Grottazzolina, 2-0. E dunque ci prova il pubblico di casa ora a risollevare Verona, ad aiutare, tanto qua la ricezione di Sani è errata, ma a causa anche del tocco del nastro che di fatto mette fuori causa Sani. Poi l'attacco il prossimo 29 dicembre alle 18:30. Mosic intanto, attacco in primo tempo di Demianenko, il canadese sceglie Mosic per la ricezione, Sani appoggia dall'altra parte, buona difesa di Kvanciger, l'attacco, il muro di Verona, Ortenzi che aveva esultato e va a servire, buona ricezione di Mosic, Keita in diagonale, punto importante questo per Verona. Fedrizzi per la ricezione di Chevalier, attacco di Mosic, il muro che tiene, Tatarov difende Keita, poi l'attacco di Mosic, out, c'è tocco del muro secondo Stoicev, video check chiesto. Verso Fedrizzi che riceve però ancora bene, attacco in primo tempo di Comparoni, difende bene Verona, l'attacco di Chevalier, altra possibilità per Grottazzolina, l'appoggino di Tatarov che vuole invece Verona, vuole l'accompagnata, Tatarov che point ora per Verona, Chevalier, uno va sulla rete, Antonov, lungo, erroraccio di Antonov, vince Verona 3-2, quanta sofferenza per Verona che però alla fine porta a casa la vittoria, 3-2 al Pala GSM Heim.